comincia con una grande prestazione, ma soprattutto con una vittoria in casa davanti al proprio pubblico. Siamo qui con il mister Napoli. Che gara è stata? Una gara un po' dai due volti, perché eravamo partiti bene, poi abbiamo subito questo gol, ci eravamo un po' smarriti, ci eravamo un po' innervositi, poi siamo rientrati nuovamente in partita, soprattutto nel finale, riagguantando quello che era il pareggio, e poi nel secondo tempo penso che la mia squadra sia venuta fuori alla grande, dove abbiamo avuto l'occasione del 2-1 e soprattutto abbiamo avuto altre 3-4 palle gol che non sono state concretizzate, e poi un po' nel finale abbiamo rischiato perché qualche calcio d'angolo che abbiamo concesso, perché un po' stanchi, un po' anche oggi faceva una giornata di caldo incredibile, per cui ci sta anche, abbiamo rischiato nel finale di pareggiarla, nel senso che loro potevano pareggiare, per cui sono contento della prestazione. Dopo 4 mesi di sosta ritorniamo di nuovo alle gare ufficiali, e dico che ho visto un po' il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, mezzo pieno, e dobbiamo ancora lavorare. Oggi una vittoria importante in Coppa con una squadra completamente rimaneggiata. Come li sta vedendo in settimana? Perché ogni giorno c'è sempre un tassello in più da mettere in questa squadra. No, rimaneggiata no, perché a parte un po' Cusumano che doveva essere della partita all'inizio, era stato poco bene negli ultimi 2 giorni, diciamo che l'abbiamo messo in panchina, non l'abbiamo tirato dentro dal primo minuto. Poi è normale che ci sono delle scelte che si fanno, come la scelta di Flores di giocare nella seconda parte della partita, dove ha fatto grandi cose, un po' come tutti quanti, perché sono contento della prestazione. Sono un po' meno contento che forse siamo entrati con un po' troppo di nervosismo addosso, però ci può stare, perché ripeto, alla prima non si sa mai che cosa succede, ci possono sempre essere degli effetti sorpresa, però mi è piaciuto lo spirito della squadra, perché ha ribaltato la partita contro una squadra che sicuramente sarà protagonista nell'arco del campionato, allenata da un bravo allenatore, Davide Boncore, con degli elementi in squadra che sicuramente diranno lavoro. Però dei miei non posso che essere contento, perché ribaltare contro il Piano non è semplice, non è da tutti. Oggi i cambi hanno veramente cambiato la partita, non su tutti appunto Flores, ma non solo. Quanto è importante avere una rosa così? Ma quando hai delle alternative hai la possibilità di poter attingere in panchina e tirare dentro, perché noi siamo una squadra formata da 11-12 over e 12-13 under, che sono la maggior parte, se guardate in lista, quasi tutti 2008. Noi abbiamo 3 2007 e tutti 2008, per cui i ragazzi che vengono dagli allievi e che passano in prima squadra, e sappiamo le criticità di questi ragazzi, che dobbiamo aspettarli, dobbiamo lavorare per farli crescere, per farli maturare. Però, ripeto, quando possiamo attingere a prendere dalla panchina, tante volte si vedono le svolte, e soprattutto si possono cambiare le partite in corsa. Un po' l'anno scorso nella seconda parte del campionato, e tu sai perché ci hai seguito tanto, tante volte mi arrabbiavo perché eravamo rimasti in 16-17, tante volte non potevamo attingere la panchina, però quest'anno qualche elemento in più l'abbiamo, e per cui ci possiamo un po' divertire, per cui l'entrata di Flores, l'entrata di Alessio Mineo, l'entrata di Cusumano, l'entrata di Motisi, che è un ragazzo del 2008 che ha fatto vedere anche le belle cose, ha sfiorato anche il gol. Questo mi gratifica come allenatore, mi gratifica tanto, perché ripeto, posso avere più scelte e poter gestire un po' la situazione in maniera diversa. Adesso invece un piccolo pensiero sulla gara di ritorno. Sulla gara di ritorno è una partita ancora più difficile di quella dell'andata, sapete perché? Perché il 2-1 ti lascia sempre un po' sospesi come risultato. Dobbiamo andare lì a cercare di fare la partita e non aspettare, ma cercare di provare a vincerla, sempre rispettando quella che è la squadra avversaria, che è il Piana, che oggi, ripeto, ha dimostrato di essere una buona squadra e che, come ho detto prima, sarà una delle squadre che darà filo da torcere a chiunque. Si ritorna facendo gol. Claudio Lavardera torna qui a Misilmeri e subito timbra il cartellino contro un gran portiere come Sesai. Quali sono le emozioni che hai provato per il pareggio dell'1-1 momentaneo? Sicuramente la gioia del primo gol della stagione, perché è importante iniziare con il gol. Poi
quando recuperi pure il risultato e apri di nuovo la gara è ancora più bello. C'è una dedica particolare per questo gol? Alla famiglia, alla squadra, un po' a tutti. Adesso invece parliamo un po' del tandem d'attacco, perché giochi in coppia con Garriga nel primo tempo fino circa al 60esimo, poi il cambio con Barbera. Con entrambi si è visto molto dalla partita che ti sei trovato, perché tu fai un gioco tanto di raccordo e invece loro un po' più sulla profondità e andando anche a colpi di testa. Come ti sei trovato con con i tuoi nuovi compagni? Con Nao e Mattia c'è un rapporto fantastico, ci troviamo tutti e tre alla grande, lavoriamo e sappiamo che purtroppo uno salta ogni domenica, però abbiamo fiducia uno dell'altro e stima. Lo scorso anno hai fatto tanti gol tra San Vito e Castelbuono, hai un obiettivo per quest'anno? Mi riconferma, se non di più. Adesso invece un piccolo sguardo alla prossima partita, ritorno contro San Giorgio Piana. Mister Napoli ci ha parlato di una partita ancora più complicata rispetto a questa di andata, sarà un campo complicato, però voi siete forti del risultato di 2-1, che partita sarà per te? È una partita sicuramente molto più d'attesa secondo me, è un campo complicato Piana, un Manterboso più difficile, non sarà facile, però noi ci faremo trovare pronti, col mister lavoriamo bene e prepareremo la gara sicuramente nel migliore dei modi.